Anche se il titolo risulta ostico, age friendly, il significato è chiaro, amica degli anziani. È la Treviso che emerge dai progetti per il prossimo futuro. L'invecchiamento della popolazione è un dato di fatto e allora bisogna agire di conseguenza. Social housing, trasporti dedicati, inclusione sociale. Le parole d'ordine della terza età sono queste, ma hanno un costo che le magre casse comunali non riescono a soddisfare. Meglio bussare all'Europa, come ha fatto Treviso, capofila di una cordata di città dell'arco alpino, da Grenoble a Tubinga, aggiudicandosi un bando da 2 milioni e 100 mila euro, 500 mila dei quali destinati al capoluogo della Marca. Di fondi che andranno ad aiutare i nostri anziani, gli over 65, diciamo così, per quelle che sono le loro attività all'interno della città, che possono essere la mobilità o tutte attività correlate alla salute e all'invecchiamento attivo. È fatta di partecipazione, è fatta di co-housing, è fatta di stare insieme, cioè praticamente abbiamo girato quella parola che è solitudine, che è una società individuale, cercando di portarla nei borghi. Che la strada da percorrere per ottenere i fondi sia quella europea è dimostrato dai numeri. 21 i progetti presentati nell'ultimo anno, per un importo complessivo che frutterebbe al comune di Treviso una sorta di montepremi di 1,5 milioni di euro. Risorse fresche, visti i bilanci del comune, dobbiamo reperirli dall'Europa. Questa è una frase fatta che si è sempre sentito dire e noi lo stiamo facendo in maniera molto positiva.